E allora, eccoci rientrati in studio. Allora, ultima parte della nostra trasmissione, questa sera dedicata obbligatoriamente alla politica, così peraltro come avviene ormai da quasi 90 giorni, da quando cioè abbiamo votato il 4 marzo, finalmente c'è un nuovo governo, oggi il giuramento del governo guidato da Giuseppe Conte nelle mani del Capo dello Stato. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con gli ospiti che abbiamo in studio. Presento subito Marco Marina, buonasera onorevole di Forza Italia, grazie di essere qua nei nostri studi. Al suo fianco abbiamo Nicoletta Pannocchia del Movimento 5 Stelle, buonasera. Signora Pannocchia, grazie di essere qua. Al suo fianco abbiamo Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Zaia Presidente. Buonasera Villanova anche a lei. E poi abbiamo Michele Grinzato del Partito Socialista Italiano. Buonasera Grinzato, grazie anche a lei di grazie essere qua. Allora dicevo quasi 90 giorni, ieri sera l'annuncio da parte di appunto Giuseppe Conte della squadra di governo. Allora ce l'ho anche alle mie spalle, sentiamo appunto l'intervento del nuovo Presidente del Consiglio a questo punto, vediamo. Vi leggo la composizione del governo. Mi affiancheranno il deputato Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, che assumerà anche le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Il senatore Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, che assumerà anche le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. I ministri senza portafoglio, deputato Riccardo Fraccaro, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta. Senatrice avvocato Giulia Bongiorno, alla quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. Senatrice avvocato Erika Stefani, alla quale sarà conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie. Senatrice Barbara Lezzi, alla quale sarà conferito l'incarico per il Sud. Deputato Lorenzo Fontana, al quale sarà conferito l'incarico per la famiglia e le disabilità. Professor Paolo Savona, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari europei. Poi ancora mi affiancheranno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Professor Avvocato Enzo Moavero Milanesi. Come Ministro della Giustizia, il Deputato Avvocato Alfonso Bonafede. Come Ministro della Difesa, la Dottoressa Elisabetta Trenta. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sarà il Professor Giovanni Tria. Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sarà il Senatore Gianmarco Centinaio. Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Generale Sergio Costa. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Danilo Toninelli. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dottor Marco Bussetti. Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dottor Alberto Bonisoli. Ministro della Salute, Deputata Giulia Grillo. Ecco, questa è la squadra di governo presentata ieri sera al Capo dello Stato, eccola qua, la vediamo in sovraimpressione. Allora, ci sono alcuni esponenti veneti in questo nuovo esecutivo. Inizierei da Marco Marina, allora, per un commento. Arriviamo, come dicevo, dopo quasi 3 mesi, 90 giorni, a una soluzione di una crisi veramente lunga, possiamo dire, no? Per prima cosa buon lavoro al Presidente del Consiglio, perché comunque parliamo del governo del nostro Paese. È una crisi lunga,
partorito questo governo a forte trazione grillina, perché partiamo dal Presidente del Consiglio che è Conte, che era indicato prima come ministro. Se Di Maio se i 5 Stelle avessero vinto le elezioni, avessero potuto formare un loro governo, avrebbero avuto Conte come ministro, quindi era entrato cardinale, con tutto rispetto, è uscito Papa. Invece dopo i ministeri più importanti, vorrei dire, dalle infrastrutture al lavoro, allo sviluppo, alla giustizia, alla salute, vanno al Movimento 5 Stelle, quindi è fortemente spostato sui 5 Stelle, un governo che ci vedrà ovviamente all'opposizione. Noi in questi 3 mesi abbiamo avuto un atteggiamento responsabile verso gli italiani, di responsabilità verso gli italiani. Un'opposizione intransigente oppure a seconda delle, no, noi siamo delle situazioni? Chiaramente all'opposizione, l'abbiamo ripetuto più volte, quindi senza ombra di dubbio. Chiaro che se arrivasse la flat tax con l'aliquota al 20%, noi la flat tax è il nostro contratto, ma noi abbiamo fatto un contratto, vede, con gli elettori, non siamo noi che non abbiamo cambiato idea proprio su nulla, rappresentiamo il centrodestra e con la solita coerenza stiamo sul programma che abbiamo fatto. Se mi permette, in bocca al lupo ai 3 veneti che ci sono, Fraccaro, la Fontana e la Stefani, dopodiché è un governo che si commenta da solo. Mi pare che adesso affronteremo quelli che sono gli aspetti un po', come dire, quelli scottanti. Allora, Villanova, Santini, Ministro dell'Interno, immigrazione al primo posto, il problema migranti. Sì, scusa, Salvini. Il nostro segretario federale. No, sicuramente adesso con questo governo sentiamo forte la responsabilità, perché adesso è arrivato il momento di portare all'attenzione degli italiani quelle che sono le misure che da tempo chiediamo che venissero applicate nel nostro Paese. Logicamente il Ministro dell'Interno, quindi Matteo Salvini, ha delle idee ben chiare, le ha detto fin da subito, a partire dai soldi che vengono spesi ogni anno, che vengono inseriti all'interno del bilancio dello Stato, quindi dai 4 ai 5 miliardi all'anno per l'accoglienza, la finta accoglienza che sono state portate avanti in questi anni e che, ricordiamo, negli ultimi 3 anni hanno portato più di 500.000 immigrati irregolari all'interno del nostro Paese. Sicuramente dare una stretta a questo tipo di arrivi è una delle priorità, ma non solo, perché ad esempio abbiamo visto come il ministro Fontana, un altro ministro veneto, certo, ricordiamo Veronese, no? E voglio anche mandare un grande abbraccio, un forte in bocca al lupo ai nostri ministri, perché hanno dei compiti molto importanti. Fontana ha come obiettivo quello di riportare la natalità da parte delle famiglie italiane a un livello accettabile. Noi sappiamo che ogni anno in Italia si perde più o meno il numero di cittadini come la città di Padova, cittadini che diminuiscono, e questo deve essere una priorità per questo nuovo governo. E dopo non dimentichiamoci anche del ministro Stefani, Erika Stefani, ministro per gli affari regionali, che ha come primo obiettivo quello di portare l'autonomia finalmente nella nostra regione. E penso che per i veneti sentire un ministro della Repubblica dire che il primo punto è far arrivare l'autonomia sia veramente una musica. Certo. Nicoletta Parnocchia, allora arriva il primo governo a trazione Movimento 5 Stelle. Insomma, alla fine l'obiettivo è stato raggiunto, era un programma che, come dire, avevate prospettato da tanto tempo, forse chiaramente speravate in un monocolore, ma in questo caso avete trovato nella Lega un valido partner. Certo, volevo aggiungere a quanto detto prima. Allora, intanto siamo arrivati a questo governo e non era scontato. La crisi è stata lunga e negli ultimi giorni è stata decisamente drammatica. L'ultima settimana in particolare è stata veramente incandescente. Quindi siamo arrivati ad una soluzione positiva della crisi e, ripeto, non era scontato. Ci siamo trovati con la possibilità di tornare ulteriormente al voto, cosa che secondo me sarebbe stata dannosissima. Siamo arrivati a un punto da avere addirittura di vederci prospettato un nuovo governo tecnico che comunque non avrebbe avuto la maggioranza in Parlamento,
siamo arrivati ad una soluzione che era quella prospettata. Lei è soddisfatta? Leggevo oggi che ci sono dei, come dire, dei dissidenti all'interno del Movimento 5 Stelle che potrebbero, diciamo, non dare per scontato il voto al... Ma io credo nella compattezza. In ogni caso, quello che volevo sottolineare sì. prima è che non c'erano altre soluzioni. I numeri non consentivano appunto né di fare un monocolore 5 Stelle né altre soluzioni. Centrodestra comunque non avrebbe potuto governare da solo, se non con l'appoggio del PD, ma sappiamo benissimo qual è stato l'atteggiamento e la posizione del PD. Quindi questa era veramente l'unica soluzione possibile. Quindi un accordo di governo, non un'alleanza. Movimento 5 Stelle e Lega, come è stato detto anche da Di Maio, rimangono due partiti, uno un partito, l'altro un movimento, antagonisti, nel senso che sono diversi. Ecco, l'hanno dimostrato. Però hanno trovato la sintesi in questo ma hanno trovato la sintesi per il bene del Mm. Paese. Questo va detto. Grizzato. È un governo che... È un governo fragile, un governo debole, a partire dal vertice, che è questo signore che, professore, io non lo conosco, ma per cui non ho pregiudizi, non ho giudizi né positivi né negativi su di lui, ma del resto penso che nessuno lo conosca. È un governo molto debole, se è vero che è attrazione del Movimento 5 Stelle quanto a numero e peso specifico dei singoli ministri, è anche vero che molto è stato concesso dal Movimento 5 Stelle alla Lega nella redazione di quello che viene continuamente chiamato contratto, ma credo che lo stesso Conte non si azzardi a chiamare contratto, essendo lui professore di diritto privato. Chiamiamolo programma di governo, mi sembra più serio, anche gli diamo una connotazione politica. Per quanto riguarda la qualità dei ministri, ce ne sono 3 che effettivamente hanno già dato prova di essere competenti nel proprio ambito, gli unici 3, e sono gli unici 3 tecnici, uno è stato peraltro del governo Monti e ha dato prova di competenza. Credo che siano indice del fatto che, nonostante questo inserimento di questi 3 ministri, che non era previsto nella prima bozza, sia indice del fatto che, nonostante il Movimento 5 Stelle e la Lega si dicano anti tutto quello contro cui ci si può schierare, in realtà la paura di questi mercati così vituperati è stata sentita anche da loro, perché sono 2 nomi, quello all'economia e quello agli affari esteri, rassicuranti per quello che forse loro chiamerebbero la casta e io chiamo i poteri strutturati dell'Unione Europea, ma soprattutto perché, tanto per sgombrare subito il campo, non ho timore di quello che possa fare l'Unione Europea all'Italia, perché sì, per carità, ci sarà qualche procedura di infrazione eventualmente, ma quello che spaventa veramente sono gli imprenditori privati, quelli sono quelli da tenerci buoni, sono quelli che dopo ci prestano i soldi, non mica l'Unione Europea. L'Unione Europea sì, colma i buchi quando gli investitori privati non ci comprano più i bond, ma chi paga dopo, chi dobbiamo convincere, come qualsiasi imprenditore sa, è la clientela. Questa pressione che arrivava dall'estero. Dall'estero, dal mercato estero? Dal mercato, sì, certo, è stata sentita senz'altro, è stata sentita anche da Salvini e da Di Maio, prova ne sia il fatto che un economista come Tria, che come me è critico nei confronti dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione Europea, ma è sempre stato convintamente europeista e convintamente favorevole all'euro, voglio dire, è stato collaboratore del Foglio, è uno dei giornali che più si è speso in questa campagna elettorale a favore della permanenza in Europa, e del resto anche Moavero Milanesi è un uomo che ha fatto la sua carriera e ha dato dimostrazione di grande capacità proprio in seno alle istituzioni europee, compresa la Corte di Giustizia. Certo. Per cui mi sembra la prova lampante del fatto che si può dire qualsiasi cosa, ma e questo io lo dico con positività, lo dico con apprezzamento questo. Ci si è resi conto del fatto che, al di là di tutto quello che si è potuto dire, che dopo più che drammatica è stata farsesca in realtà l'ultima settimana, effettivamente dobbiamo fare i conti con la realtà. Certo, ma dobbiamo fare i conti anche con l'Europa e anche con la Merkel, no? Merkel che ha paragonato... Chi avrebbe mai pensato 3 mesi fa che la Lega si sarebbe unita con 5 Stelle
il che vuol dire che finalmente l'ideologia ha fatto un passo indietro, o come si suol dire un passo di lato, e finalmente si va sulle cose concrete, così se è vero quello che hanno detto, ci sono dei programmi concreti, ci sono dei progetti concreti che vanno fatti perché l'Italia non ha tempo di aspettare. Ci sono dei problemi molto urgenti e fondamentali, delle scadenze che sono inderogabili, che hanno bisogno di risposte. Allora, quello che io mi sono accorto, a differenza di tutti i commenti che sono stati fatti, io mi sono reso conto che lo spread è partito quando hanno negato alla Lega e a 5 Stelle di fare governo. Vediamo adesso se la mia affermazione è giusta nei prossimi giorni, ma io credo che un fenomeno di questo genere, peraltro originale in Italia, poi l'esito starà a chi ha in mano il potere di esercitarlo in maniera saggia e concreta, questo governo, diciamo che è un momento positivo di cambiamento. La vecchia ideologia destra e sinistra deve essere superata da cose concrete, perché l'ideologia oggi, a differenza di un tempo, è un pregiudizio per la politica e lo si è dimostrato. Tant'è vero che siamo arrivati il primo passo l'ha fatto il PD nei confronti di Berlusconi. Quindi il passaggio non è nuovo di due partiti che si osteggiavano e avevano fatto campagna uguale e contraria secondo propri convincimenti. Adesso hanno fatto di necessità virtù, perché non c'è l'alternativa. Giustamente, come lei diceva, oggi in questo momento non è che possiamo pensare a un governo diverso e tantomeno a un governo tecnico, perché il governo tecnico ne abbiamo già avuto in precedenza e sappiamo i disastri che fanno. Perché la politica, tra un tecnico e un politico, il politico deve essere, se è politico, avere quella sensibilità nei confronti delle problematiche che scavalcano anche i problemi contingenti dell'economia. Faccio un esempio. Se alla Germania, dopo la seconda guerra mondiale, gli fossero stati imputati tutti i danni che 26 stati pretendevano nei suoi confronti, non sarebbe la Germania di oggi. Li hanno dimezzati, li hanno prolungati, hanno fatto in maniera tale che il suo... E tra questi danni di guerra c'erano anche le pretese italiane, che la Merkel oggi si dimentica. Allora, non è prioritario il fatto che il tuo bilancio non è perfetto. È prioritario la ripresa economica, il funzionamento delle aziende, le agevolazioni che sono necessarie, la presenza di banche che non ci sono più, le banche non prestano più denaro, e allora se riusciamo a far partire l'economia possiamo anche poi fare tutti i sacrifici che vogliamo, ma non possiamo togliere le cose essenziali che sono la produttività di un paese. Ecco, io direi che qual è la vostra opinione? Qual è il primo passo, al di là di quelli che sono in programmi, che potrebbe fare questo governo? Prego, la 5 Stelle per primo. 5 Stelle. Io mi auguro che il primo passo sia il varo di una legge sul reddito di cittadinanza. Questo obiettivo è stato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, in particolare da Di Maio, perché oggi non è più possibile accettare che ci siano livelli di povertà nel nostro Paese, di mancanza di prospettive. Per una larga fascia della popolazione. Ma qualcuno vi ha demonizzato dicendo volete regalare i soldi ai poveri. Ecco, scusi, non è assolutamente... ma in altri paesi c'è questo reddito di cittadinanza? Certo, non si chiamerà così, non si chiamano così, maniera. ci sono forme diverse di tutela per chi ha perso il lavoro.
Oggi, cioè di reinserimento nell'iter certo, di reinserimento certo, del lavoro, infatti, ti proteggo e poi. Sì, ma infatti è stato detto che sarebbe un'elargizione così indiscriminata, eccetera. Invece non è così. Centrale è il fatto che i centri per l'impiego vengano riattivati, si investa su di essi e che quindi chi ha perso il lavoro possa in tempi rapidi e nell'arco di 2 anni possa riqualificarsi, trovare un lavoro. Ma il lavoro non si trova per la strada. Certo, non si trova, allora, se ma le infatti è tutta aziende l'economia. emigrano, se le aziende non funzionano, certo, se c'è una crisi economica, certo, che cosa si può fare? Però... Perché nel governo Berlusconi questa cosa è stata affrontata e ha avuto anche dei risultati, quando Tremonti ha determinato, certo, ha aperto a determinate soluzioni in maniera tale che le aziende potessero investire e potessero procedere. Sì. Però la scuola keynesiana dice che se non si fa ripartire la domanda è ovvio che i consumi restano depressi, restano bassi, quindi l'Italia deve riprendere, cioè un motore che deve riprendere e che deve andare avanti attraverso, da una parte appunto la ripresa dei consumi, una ripresa significativa ovviamente, e dall'altra attraverso delle politiche attive in cui lo Stato deve essere appunto parte attiva di questo, e di qui la ricontrattazione delle regole all'interno dell'Europa, con la possibilità anche contrattata a livello europeo di sforare parzialmente e temporaneamente il famoso 3%. Villanova, il prioritario cos'è? A mio parere la priorità logicamente è legata all'economia, e penso che la riduzione delle tasse sia sul reddito della persona che per il reddito di impresa sia fondamentale, quindi flat tax, quella che è passata come flat tax. Perché? Perché abbassando quella che è l'imposizione fiscale sia a livello di impresa che a livello di reddito personale si va ad aiutare tutta quella fascia di popolazione che crea lavoro, che crea benessere, che crea ricchezza. Creando benessere e ricchezza si aiuta anche a trovare lavoro per chi lo ha perso. Quindi sì, è giusto dare una forma di sostegno alla disoccupazione legata a una ricerca attiva del nuovo lavoro. Però penso sia fondamentale dare la possibilità agli imprenditori, ai liberi professionisti, agli artigiani e a chi lavora di poter lavorare con un carico fiscale inferiore in modo da poter investire. Ma l'Europa si preoccupa, perché dice cominciate a spendere prima di guadagnare. Ma come la mettiamo? Anche sul fatto di spendere è tutto da verificare, perché il professor Tria, che tra l'altro è stato consulente anche del ministro Brunetta, quindi ha dei legami anche per quanto riguarda Forza Italia, ha scritto parecchio per quanto riguarda la flat tax e la copertura anche della flat tax, e la copertura arriverebbe anche dal gettito maggiore dovuto agli investimenti e comunque a un giro economico che sicuramente andrebbe ad aumentare. Logicamente se le imprese avessero una possibilità di spesa maggiore, di investimento maggiore, di assunzione maggiore, il gettito che si creerebbe andrebbe a coprire in parte quella che è la spesa. Io penso che la preoccupazione dell'Europa sia anche dovuta però a una questione di politica interna all'Europa. Penso che un'Italia debole, con un'economia debole, faccia gola a molti paesi dell'Europa. Abbiamo visto in questi anni come Francia, Germania, le società di questi paesi abbiano investito pesantemente nel nostro paese e abbiano fatto shopping molto spesso comprando a sconto. Non ha investito, nel senso, sono andati a fare shopping comprando a sconto nostre aziende o comunque portando via quote azionarie. Hanno impoverito l'Italia. Perché? Perché l'Italia, trovandosi in una situazione di crisi, di debolezza, logicamente è diventata un terreno di conquista per questi paesi esteri. Un'Italia con un'imposizione fiscale minore, diciamo che è sempre stata la palla al piede delle nostre economie l'imposizione fiscale, che quindi diventa attrattiva per quelli che sono i veri investimenti, che diventa attrattiva per quello che è il mercato interno, può far paura ad alcuni paesi dell'Europa. Logicamente è molto più semplice avere un'Italia cenerentola piuttosto che avere un'Italia forte con un'economia che traina. Marini, qual è il punto debole di questo governo? Di quello che ha sentito. A partire dal ragionamento sullo SPEC che è partito venerdì, quando abbiamo visto questo
il nostro nuovo Presidente del Consiglio che diciamo era un po' impreciso nel presentare il suo curriculum, diciamo impreciso, usiamo un eufemismo, ma la cosa che bisogna spiegare è che non vengano sfasciati i conti dello Stato, perché siamo uno Stato con un debito pubblico molto alto, con delle grosse difficoltà. Ci sarà martedì l'asta sui titoli di Stato con un debito pubblico così, se non lo comprano da fuori, perché funziona così il meccanismo, cioè noi possiamo affrontare tutti gli argomenti del mondo, ma mantenendo almeno i piedi per terra, almeno per quanto riguarda i primi due passi. Cioè dice, dopo vado nel burrone, posso dire tutto. Allora, noi abbiamo un paese con un debito pubblico molto alto, possiamo discutere come siamo arrivati, naturalmente possiamo polemizzare polemicamente. Come si finanzia questo debito pubblico? Quando vediamo i titoli di Stato, ci sono le aste, c'è l'Europa, Draghi, per fortuna che c'è Draghi, ma non resta infatti Draghi ha fatto una ancora per poco. L'altro giorno per spiegargli come stanno le cose, perché con questo spread che saliva, e sappiamo cosa vuol dire, no? Questa parola spread che è entrata in tutte le cucine italiane qualche anno fa, nel 2011, no? Era 500, qui avevamo raggiunto più di 300 in 48 ore, vuol dire che aumentano i mutui, cioè vuol dire che c'è una serie di ricadute per le famiglie. Adesso non voglio entrare nel tecnicismo, certo, perché la gente a casa sennò si è un vortice. Allora c'è da dire, cosa stava avvenendo? Stava avvenendo che un governo che ha presentato un programma assolutamente generico e superficiale, e ripeto che uso un eufemismo, dopodiché io mi auguro che gli amici della Lega riescano a portare dentro a questo contratto, è stato detto non mi ricordo da chi, è una parola molto, voi l'avete letto questo contratto, io l'ho letto, il contratto del Paese. Saltiamo la prima versione uscita in cui si diceva diremo all'Europa che deve toglierci 250 miliardi. Ma quella è stata una bozza. Quella è stata passata all'Huffington Post probabilmente da un primo incaricato, diciamo, che si è arrabbiato la mattina perché è bruciato nella notte, la mattina dopo, caso strano, è uscita questa bozza che gli avevano consegnato, no? Però lasciando stare la prima bozza, dico, siccome il programma, perché non lo voglio chiamare contratto, è assolutamente generico e superficiale, adesso vediamo cosa deve fare. La prima cosa che io mi auguro è che non vengano scassati completamente i conti dello Stato. Quanto costa il reddito di cittadinanza? Che io credo non verrà fatto mai, perché ho motivo di ritenere che Salvini questo reddito di cittadinanza stia cercando di cambiarlo, che vorrebbe dire dare 780 euro se sono due genitori che non lavorano a due genitori nella stessa famiglia. Per un periodo di tempo era previsto assolutamente non quantificato, diciamo. Ma adesso è a termine. No, adesso è a termine, adesso si dice cominciamo con 2 anni e partiamo fra 2 anni, perché prima dobbiamo sistemare i centri, no mi scusi, perché bisogna dire le cose che fanno i centri per l'impiego. Allora, questi contributi, l'amministrazione di Verona, di Vicenza, di Treviso, di Padova, di Belluno, di Rovigo, qualunque esso, ho saltato Venezia, e di Venezia del mio amico bravo sindaco Luigi Brugnaro, questi interventi, che vengano chiamati interventi economici finalizzati, interventi sul minimo vitale, vengono fatti, solo che i comuni che rispondono ai cittadini in modo diretto dicono, indipendentemente dal colore politico, no, io non ti posso dare per 2 anni questi contributi, non posso dare per 3 anni, 4 anni, 5 anni, te li do per un periodo breve, a patto che tu, il regolamento di Padova l'ho fatto io quando facevo assessore alla sociale circa ormai molti anni fa, a patto che tu ti iscrivi ai centri per l'impiego. Certo. Se non ti troviamo il posto di lavoro te lo facciamo fare dal volontariato, per esempio cattolico, che in questa regione è molto forte, perché è meglio guadagnarti i tuoi soldi che stare a casa a guardare la televisione o forse magari al bar a bere con i tuoi figli che vanno a scuola. Fare un secondo lavoro, Quindi, per esempio in nero. E questo è il problema del meridione. Ma io adesso non volevo aprire una polemica, volevo stare sul tema del governo più da campagna elettorale. Queste cose le vedremo. Quanto costa questo reddito di cittadinanza? Allora, la cifra minore che viene indicata sono 30 miliardi di euro. 30 miliardi di euro. Quanto costa la flat tax? Per farla breve, 130 miliardi servirebbero per la prossima manovra per fare quello che è scritto in quel programma generico. Questo significherebbe che metterebbero in campo tutto nel giro di poco. Stiamo per votare il DEF, che giustamente non è stato fatto. Quindi, se lei mi chiede, io spero che non vengano scassati. Io credo che questa sarà una maggioranza che dura poco. Poi, se vuole, possiamo affrontare il tema delle possibili maggioranze che ci sono in Parlamento
Io credo che questa maggioranza cambierà, che verrà sostituita dalla maggioranza di centrodestra, perché il Movimento 5 Stelle già oggi non è più granitico. Già la volta scorsa erano in meno, mi pare che alla Camera hanno perso 60 deputati e al Senato 40, perché poi serve la preparazione. Aggiungo solo una cosa sulla settimana che è stata drammatica, perché è vero il termine usato da lei, perché abbiamo rischiato un cortocircuito istituzionale davvero drammatico, per due motivi. Il primo, perché non si chiede l'impeachment del Capo dello Stato. E difatti Di Maio ha dovuto andare a Canossa, perché sui suoi passi, non so certo. se questo non lo posso dire, non so se è vero, Beppe Grillo probabilmente gli ha detto, io non so se sia vero, su questo leggo solo i giornali, non sono informato. L'impeachment del Capo dello Stato non c'è neanche il governo, non c'è neanche il governo, assolutamente non si può, e 2 giorni dopo andare lì. Tanto più che, questo sì, si può dire, ha ricevuto una telefonata dal Quirinale, non dal Presidente, dicendogli, gli hanno chiesto se conosceva la differenza fra il dire e il fare. Perché sì, certo, è uscito alle 6:30 dal Quirinale, alle 7:15 che c'era anche una procedura. Il secondo aspetto, se fosse venuto il governo Cottarelli alle Camere, qui sì, si rischiava il cortocircuito, perché usciva con 0 voti di fiducia, perché noi la fiducia non gliela davamo, il Partito Democratico nemmeno, noi la Lega Fratelli d'Italia abbiamo anticipato non l'avremmo data, il Partito Democratico ha detto che sarebbe astenuto, però questa situazione si conclude perché avete fatto una legge elettorale orribile. Allora, anche su questo chi l'ha fatta sta legge elettorale? L'ha votata lo scorso Parlamento, l'ha fatta la maggioranza. Mi scusi, questa legge elettorale è stata fatta dal Parlamento precedente, no? Con l'appoggio di chi e perché l'hanno fatta in questa maniera? Ormai quando, mi pare da, quanto sono, 10 anni che andiamo avanti con queste leggi elettorali che fanno schifo, possibile che non ci sia stato un governo capace di fare una legge decente, non pro domo sua? Come lei, professore, sa bene, io ero contrario a questa legge elettorale. No, io l'ho votata perché l'ho votata per disciplina di partito, all'interno del mio partito ero uno di quelli che si è opposto fortemente. Io ero per fare un proporzionale puro, se dovessi decidere io con le preferenze, perché è giusto che i cittadini possano scrivere il nome di chi vogliono eleggere in Parlamento, come avviene nel Parlamento europeo, nei consigli regionali, nei comuni. Quindi avrei dato preferenze con proporzionale puro. Però c'è da dire una cosa, non per scaricarla, l'abbiamo votata anche noi di centrodestra questa legge, cioè sia noi che la Lega, non l'ha votata il Movimento 5 Stelle e gli va riconosciuto. Ma detto questo, la maggioranza nello scorso Parlamento l'aveva il Partito Democratico, non possiamo far finta di questo. Noi abbiamo fatto una proposta insieme ai nostri alleati di legge, il Partito Democratico il Partito Democratico ci ha risposto. Questo è l'impianto della legge, se volete miglioratela. Lei si ricorderà le migliaia di emendamenti a firma per la Lega Calderoli e per Forza Italia, alcuni nostri senatori, che sono stati ritirati perché ci hanno dato 2 o 3 miglioramenti, ma se no la legge elettorale non sarebbe stata cambiata. Avevamo una legge incostituzionale, bisognava cambiarla e volevamo votare il prima possibile. Quindi la maggioranza era NCD e PD, se lei si ricorda. Ecco, quindi di incapaci ne abbiamo avuti in precedenza, no? Ne abbiamo una fila, in tutti i settori ce ne sono sempre, ne abbiamo avuto una fila, ne abbiamo campioni, ci sono gli incapaci e chi ha messo a disagio l'economia dell'Italia? Ne abbiamo avuti nel ventennio precedente, anche di più, in momenti diversi naturalmente. Io vorrei che fosse una critica un po' più concreta. Grinzato, lei cosa vede in questo governo e effettivamente qualcosa si può pretendere da questo governo? Che si abbandonino i toni della campagna elettorale, perché adesso che un governo c'è approfittiamone. Una delle cose che non ho ancora sentito dire, che pure meriterebbero grande attenzione, c'è il rischio che qua per combattere piccole battaglie si perda di vista un obiettivo che è raggiungibile e di portata straordinaria. Questo famoso Europa sì, Europa no, dentro fuori, fuori dentro, ma forse con un piede, ma forse con l'altro, ci sta facendo perdere di vista una situazione che in Europa si sta verificando, si sta profilando ed è estremamente significativa. A me piacerebbe che questo governo riuscisse a trarre vantaggio, naturalmente non per sé ma per il Paese, da questa situazione. La situazione è che la Gran Bretagna uscirà dall'Europa di qui a breve, portandosi via la sua dote, che è tra le altre cose il particolare rapporto con gli Stati Uniti d'America. Stati Uniti che in questo momento sono decisamente ostili all'Unione Europea. Tolta l'Inghilterra, ci sono 2 stati forti nell'Unione Europea che sono la Germania e la Francia, che hanno pessimi rapporti con gli Stati Uniti. Naturalmente questo impianto non può reggersi
su Germania e Francia. Chi può prendere il posto della Gran Bretagna in questo panorama di natura europea? Non certo la Spagna, che in questo momento è in uno stato di debolezza assoluta e che deve far fronte agli scandali del forse più corrotto partito popolare d'Europa, se non partito d'Europa. Non certo l'Ungheria o la Polonia, che con i loro ridicoli governi nazionalisti si sono emarginate completamente dallo scacchiere europeo, e non certo l'Austria, che non ha i numeri per poter contare. L'Italia invece i numeri ce li ha, l'Italia i numeri ce l'avrebbe. Allora, invece di sentirmi dire dobbiamo allontanarci dall'Europa, io direi mettiamo tutti e due i piedi in Europa e cominciamo a ragionare, perché noi con questa storia di essere schiacciati dall'Unione Europea, e lo sento dire troppo spesso, stiamo ragionando da vittime, quando invece potremmo essere padroni di casa. E padroni di casa vuol dire che dopo io non devo più chiedere permesso, ma casomai all'interno di una situazione democratica come è quella dell'Unione Europea, e che certamente fa del suo centro il mercato comune, cioè il libero scambio, a questo punto nel libero scambio noi c'entriamo e come? Sia politicamente sia economicamente, perché siamo la 7ª nazione industrializzata del mondo. Quindi questo è un consiglio che io mi permetto di dare al nascente governo. Lo darei a un governo che rispecchia il mio colore politico, naturalmente, darei lo stesso identico consiglio. C'è questa congiuntura che è straordinaria, che non è stata determinata da nessuno se non da un errore, come è stato riconosciuto dai britannici stessi, quello di uscire dall'Europa, il che vuol dire lasciare spazio aperto. In tutto questo, dico, per questo parlavo degli Stati Uniti, l'Italia tradizionalmente, se non si allontanasse dagli Stati Uniti per avvicinarsi pericolosamente alla Russia, ha un buon rapporto con gli Stati Uniti, un buon rapporto che è sopravvissuto perfino a Sigonella, e quindi in tutto questo chi può cominciare a avere una voce robusta a fianco di Francia e Germania siamo proprio noi. Però a Sigonella è costata la testa di Craxi. Certo, ma il rapporto che il Paese ha continuato ad avere con gli Stati Uniti si è mantenuto solido. Proprio questo diciamo dire. Che l'Italia è una nazione a sovranità limitata, ogni governo si interpella a Washington per sapere se possiamo farlo. Ma è sovranità limitata anche per quello che diceva l'onorevole Marin, cioè che abbiamo un debito pubblico di 2.400 miliardi. E quando tu hai un debito pubblico del genere, tu quando hai un debito pubblico del genere sei alla mercé dei tuoi creditori. Però in tutti questi anni il debito pubblico ha continuato a salire, quindi un'inversione di tendenza ci deve essere, ma certo, se no continueremo certo a essere sempre impiccati. Ma certo che ci deve essere, ma non è che capire sempre non è che vabbè, ho capito, però fino ad oggi dire no, ma 20 anni fa cosa hanno fatto? Qui 20 anni fa. Qui c'è un debito pubblico che il reddito di cittadinanza, che assistenzialismo cronico alimenta, perché fosse che fosse la volta buona, speriamo che questo paese non vada a disastro, perché stava per arrivare cioè c'era l'asta, se l'asta andava deserta si fa la seconda, poi arriva la troica, Cioè, la Merkel ha paragonato l'Italia alla Grecia. Villanova, sentiamo Villanova che dice. Io credo che pur con la fermezza di restare nell'Europa, io credo non ci sia niente di male. Qui possiamo tranquillizzare tutti, quindi non ci sono, no, visto che è stato uno dei temi. Sì, no? Io penso che non ci sia niente di male nell'andare in Europa e far valere quello che è il peso politico ed economico dell'Italia, cosa che negli ultimi anni non è mai stato fatto. E porto un esempio. Se andiamo a vedere come è stata trattata l'Italia per quello che riguarda la gestione dei casi bancari, e andiamo a vedere come è stata trattata la Germania per i casi bancari, ricordando che la Germania ha avuto dei problemi molto molto seri con le banche del territorio, le banche dei Länder, ed ha avuto la possibilità di usare soldi pubblici. Ha messo soldi pubblici in Italia, né Intesa né Unicredit. 200 miliardi se non sbaglio, per andare a coprire quelli che sono i buchi di bilancio delle banche dei Länder. Questo all'Italia non è mai stato concesso. E allora io dico, andare in Europa, battere il pugno e dire se le regole esistono, devono esistere nello stesso modo per tutti i partner europei, in particolare per i paesi fondatori e per i contribuenti netti dell'Europa, nei quali c'è anche l'Italia. Io ho l'impressione che non è che si dice no all'Europa, ma si dice no a questa Europa, a questa forma di Europa. Ma questo deve essere il punto fondamentale, secondo me. Io penso, il fatto di accettare supinamente in tutti questi anni quelli che sono stati dei diktat, e tante volte sono stati dei diktat su misura fatti per l'Italia, quando
altri paesi avevano problemi, perché se noi andiamo a vedere i dati economici della Germania, vediamo che la Germania ha la bilancia commerciale che è completamente fuori controllo e fuori da quelli che sono i parametri europei. Eppure nessuno interviene per andare a sanare questo problema. La Francia sta cercando di intervenire e Trump con i dazi sta cercando di limitare quella che è la strapotenza economica tedesca, che va a discapito di tutta l'Europa. Però nessuno alza la voce per dire che ci sono questi sbilanci all'interno della bilancia commerciale tedesca. Come mai? Io dico, l'idea di Europa è una delle più belle idee che ci siano state negli ultimi secoli. L'idea di popoli che si mettono insieme per la pace, perché alla fine l'Europa è nata dopo la seconda guerra mondiale come idea per creare la pace all'interno di un continente che ha creato le più grandi guerre all'interno del mondo. L'idea è fantastica, è l'applicazione che è sbagliata. Io penso che avere un governo italiano che con il bagaglio, il fardello del nostro debito pubblico, che purtroppo ce l'abbiamo e dobbiamo farci i conti, ma che comunque va in Europa a reclamare la dignità del nostro popolo, la dignità del nostro Stato, non sia niente di male, sia un qualcosa che è dovuto. Certo, sentiamo il Movimento 5 Stelle, se è della stessa posizione. Voi per un periodo eravate anche sull'uscita anche dall'euro, no? A suo tempo. Le ultime posizioni, anche quelle assunte da Di Maio e da parecchio tempo, hanno affermato appunto con chiarezza che noi vogliamo rimanere sia nell'euro che nell'Europa. Volevo però dire una cosa, allora si continua a tacciare il Movimento 5 Stelle, questa proposta, no, come una proposta del reddito di cittadinanza, come una proposta irrealistica, eccetera, e non si va a considerare gli effetti che hanno fatto finora le politiche che ad esempio ha fatto il governo Renzi, il Job Act che poi ha prodotto insomma degli sgravi fiscali, ecco, gli 80 euro che sono stati dati, ecco, non sono riuscite a rimettere in moto l'economia, quindi soldi ne sono stati dati ma senza risultato, senza alcun risultato, quindi è chiaro che bisogna cambiare rotta, o si ridà alla gente, soprattutto insomma, a chi oggi non ha lavoro, la possibilità di spendere, o si fa questo, ecco, oppure l'economia sicuramente non riparte. Certo, ci vogliono le altre misure, prima si diceva i rapporti internazionali, ecco, pensiamo a quanto è stato danneggiato il nostro paese, la nostra agricoltura, dall'interruzione dei rapporti con la Russia, ad esempio, ecco. Questo è un punto molto concreto che è presente. Che trova anche la Lega d'accordo, mi pare, no? Sulla necessità di riaprire. Certo. No? Sono state criticate da tutti questa cosa con la Russia. Ma allora, uno potrebbe fare il titolo e dire, facciamo il libro dei sogni. Qui non c'è il libro dei sogni. Qui c'è da fare, io non so se ci sono esperienze amministrative precedenti, cioè so che quasi tutti i ministri non hanno esperienze amministrative precedenti di provenienza Movimento 5 Stelle, è una forza nuova, diciamo. Ma è comunque, cioè, è necessariamente una pecca? No. Cioè, anzi, io direi che è un pregio, visto che dove stiamo arrivando. Non so, ma allora, intanto sono... Io non sto interrompendo mai. Io dico una cosa, bisogna fare il bilancio. Un bilancio dello Stato è il bilancio dello Stato. Qua sento dire, perché è venuta fuori la confusione con il professor Savona, persona di grande esperienza, ma che aveva preparato questa uscita, questo piano B dall'euro? Perché bisogna dire le cose. In questo caso anche l'esperienza non andava bene. No, calma, no. Sai, con le battute non si risolvono mica i problemi. Qui o facciamo un argomento serio sul governo, qui stiamo parlando del Parlamento italiano, del governo italiano. Allora, il bilancio del Comune di Padova è un bilancio complesso e non si può uscire da quella spesa in milioni di euro. In milioni di euro, sono centinaia di milioni di euro, perché comprendono anche, come voi sapete benissimo, lo ricordo solo a chi ci guarda se ha voglia, anche le spese del personale. Ecco, il bilancio dello Stato, che è un bilancio di miliardi di euro, è un bilancio che ha delle regole che sarebbero già sotto la Ragioneria dello Stato, oggi stanno anche sotto l'Europa, perché può piacerci o non piacerci, ma è un processo che di fatti sia Matteo Salvini che l'altro vice premier Di Maio hanno detto, o Giancarlo Giorgetti l'ha detto oggi, noi non vogliamo uscire dall'euro, c'è la corsa a dire non vogliamo uscire dall'euro. Il problema che c'è stato è perché arrivava il professor Savona che
dal punto di vista accademico, mi tolgo il cappello, può dire tutto quello che vuole, ma qui non è che si sceglie un professore, qui si sceglie un progetto politico, e prevedeva questa uscita dall'euro, e poi dice che per spendere bisogna aumentare il deficit, cioè il debito, quindi non rispettare, quelli che erano sforare i vincoli che sono certo. quelli per cui l'Europa, ma non l'Europa, i fondi di investimento statunitensi, americani, cioè l'economia degli stati oggi, con tutti questi debiti, che non ha mica solo l'Italia, che ha l'Italia come ha la Spagna, con le difficoltà che ha avuto la Francia, con le difficoltà che avrà la Gran Bretagna con Brexit, perché gli inglesi si sono pentiti, perché vedete come contrattano l'uscita adesso, la May non riesce neanche a fare l'uscita quasi, perché parliamo di miliardi di euro da restituire e da non prendere più nel caso della City, ma lasciando perdere la Gran Bretagna. Non è che si può dire io sforo, faccio deficit, faccio debito, perché alla fine i tuoi titoli di Stato, faccio un esempio, un'azienda, arriva la pubblicità a un'azienda perché evidentemente l'azienda è piena, se tutti sanno che l'azienda chiude non viene nessuno a fare la pubblicità nell'azienda, allora se noi sforiamo il deficit, aumenta il debito pubblico, adesso la facciamo. I titoli di Stato non li compra più nessuno, cosa diciamo? Non restituiamo, abbiamo dei debiti presi, no, cancelliamo 250 miliardi, no, cancelliamone 500. Cosa facciamo alla fine? Torniamo all'età della pietra e mandiamo le pecore come a Roma per tosare l'erba perché non hanno i soldi per tosare l'erba e l'erba è alta a Roma, oppure ritorniamo a dire io ti tolgo un dente, io ti faccio una pratica come avvocato, io ti cambio la mattonella in casa. Cioè l'argomento è serio, purtroppo perché io ho cominciato dicendo in bocca al lupo, io mi auguro che il governo faccia bene. Io non ho votato Mattarella e ho trovato Mattarella con tutti gli errori che ha fatto in questi giorni, perché ha fatto degli errori anche Mattarella, il mio Presidente della Repubblica, perché sono italiano, no? Io dico che c'è una superficialità assoluta e allora mi guardo intorno e dico basta fare il parlamentare, sì, basta fare il parlamentare. Ho sentito dire, non so da chi prima, che gli unici curricula interessanti, fatto salvo che Di Maio secondo me è stato bravo a portare il 5 Stelle al 32%, cioè, io so riconoscere il risultato, no? Se gli italiani ti votano lo rispetti, che Salvini ha preso la Lega al 2,9%, l'ha portata al 17% alle ultime elezioni, conosco l'Erika Stefani che era ma non voglio personalizzare, dico che i curricula più interessanti sono quelli tecnici, perché Moavero l'abbiamo detto, Savona l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Un governo è in grado di far fronte a uno spread che cresce, perché io le rammento che nel 2011 il governo Berlusconi è saltato suo malgrado proprio per uno spread che è salito alle stelle nell'arco di pochi mesi. Sì, ha dovuto uscire, no? Allora è il governo che porta lo spread a quei livelli o invece è l'economia? Sono le due cose, professore, è troppo intelligente di fare una domanda provocatoria per non saperlo, certo, sono le due cose. Ma io la faccio perché risponda ai telespettatori. Sì, certo, però rispetto al 2011 io ho la mia idea, naturalmente, Napolitano non era Mattarella, Napolitano ha fatto politica in modo chiaro, voleva abbattere il governo di centrodestra che non è mai andato sotto, perché è andato a dimettersi la sera dopo aver preso la Camera a 308 voti, cioè Forza Italia, non è mai stato Lega, non è stato sfiduciato, no? Certo. Il centrodestra aveva tenuto, aveva ancora la maggioranza, ma lui ha detto non hai più la maggioranza relativa. Cosa c'era in quella Renzi con il governo Renzi e con il governo Gentiloni non hanno mai fatto, non la maggioranza assoluta non l'hanno mai fatta, certo, la prima volta. Ma in quella lettera segreta cosa ci stava scritto? No, ma nella lettera segreta abbiamo avuto il ministro del Tesoro degli Stati Uniti d'America che ha detto che è stato in atto un complotto. Il primo Zapatero, che non possiamo dire che ha simpatia per il centrodestra, per Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia, uso le sigle che sono adesso nel centrodestra, e ha detto che c'è stato un complotto. Lì ci fu una crisi economica fortissima, lei si ricorda che saltò la Lehman Brothers, ce lo ricordiamo qua a Padova, io facevo una grande polemica su questo con il sindaco Zanonato all'epoca, essendo fra virgolette il capo dell'opposizione, no? Ecco, al governo del PD della città. Saltò la Lehman Brothers, c'era una crisi economica fortissima e c'era una grande amicizia tra Putin e Berlusconi. C'era una grande amicizia tra Putin e Berlusconi che dava fastidio a Napolitano. Bravo. Se vogliamo aprire c'è la questione del gasdotto, allora sì, non c'era più solo il gasdotto franco-tedesco, c'era anche l'altro percorso, c'erano interessi internazionali molto molto difficili, però Berlusconi e il centrodestra bloccarono l'arrivo della Troika,
perché in quella cena gli dissero tu rimani Presidente del Consiglio, ormai è storia, però noi ti mandiamo la Troika, e Berlusconi disse di no perché difese l'italianità. Adesso mi pare che siamo tutti d'accordo su difendere l'italianità, guardi, io non devo far santo nessuno, Certamente. però siamo tutti d'accordo nel difendere l'italianità. Sappiamo però, facciamo parte anche dell'Europa, perché ne abbiamo presi, io ero contrario al cambio 1936 per euro che dobbiamo al governo Prodi, oggi ci siamo, continuare a polemizzare su quello potrei farlo dal punto di vista, non mi porta niente, no? Sentiamo anche l'opinione degli altri, prego. No, io vorrei ricordare timidamente che era l'epoca in cui Berlusconi era ricattabilissimo perché era in mezzo a degli scandali, sappiamo benissimo, Ruby eccetera eccetera, cioè, voglio dire no, un attimo, è stato condannato a 4 anni per frode fiscale e questo però mi permette qui, scusi, 4 anni, noi vogliamo fare un condonati. processo politico certo, non però voglio dire ma è stato condannato, paga 500 milioni di euro all'anno con le sue decisioni, hanno detto che evadeva 1,5 milioni di euro all'anno, che è una follia. È come dire che un italiano che dichiara 500.000 euro ne evade 1.500, che dichiara 50.000 ne evade 150 euro. Quella francamente è un processo, facciamo finire. È una sentenza dello Stato, sì, cioè, voglio dire, per lei sarà un processo beffa. Fatto sta che abbiamo avuto, che abbiamo avuto al governo appunto un presidente Berlusconi che era ricattabile. Va bene? Per tutte le vicende. Questo non mi risulta un'opinione. Vabbè, allora Ruby me la sono inventata io. È una grossa eccetera. Conoscere Berlusconi. Pensare che Berlusconi si fa ricattare per Ruby. Andiamo avanti, dai Marin, su lei. Ecco, allora. Volevo intanto fare questa parentesi, precisare, dopodiché volevo anche precisare una cosa, no, rispetto a quello che ha detto sull'impeachment. Sicuramente Di Maio ha assunto una posizione forte contro un atteggiamento che era inaccettabile dal punto di vista costituzionale. Ovvero il Presidente Mattarella non aveva nessun diritto costituzionale per rifiutare la nomina di Savona. Questo l'hanno detto i maggiori costituzionalisti, Villone, ecco. E quindi questo, io parlavo di situazione drammatica proprio per questo motivo, ecco, perché si è arrivato. Il contrario hanno detto i maggiori. Costituzionalisti hanno detto che invece si può discutere di tutto. Allora possiamo discutere, deve firmare. Il professor Roberto Bin dell'Università, esimio costituzionalista italiano, ha detto che senza alcun dubbio non è andato oltre. Ce ne sono altrettanti che hanno detto che effettivamente non era le prerogative del Presidente della Repubblica, ma che questa sia una cosa che si può dire certa è tutto fuori che vero. Per di più, assolutamente. Le dico una grande costituzionalista che si è schierata contro la decisione del Presidente della Repubblica, Lorenza Carlassare. Benissimo, quella è una, ce ne sono altrettanti, molti di più ce ne sono tantissimi. Insomma, non c'era uniformità di interpretazione su comportamento. Due avvocati difendono, uno difende e non possiamo adesso perdere l'aspetto fondamentale non è se il Presidente potesse o non potesse, se è andato al di là di 1 centimetro o indietro di 1 centimetro rispetto alle sue prerogative. Il punto è che chiedere l'impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica, la messa in stato d'accusa, per alto tradimento, è una cosa di una gravità inaudita. A quel punto là, se tu vuoi dare la certezza del fatto che sei un paese inaffidabile, quella è la cosa da fare. Un candidato Presidente del Consiglio che chiede la formale stato d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica. A quel punto là tu hai dato la certezza a chiunque guardi dall'esterno che sei un paese inaffidabile. Su questo non c'è alcun dubbio. Per fortuna è stato così, come dire, umile da mangiarsi e infagottarsi la figura ridicola che ha deciso di fare e ha detto un giorno dopo, scusate, stavo scherzando. Benissimo, ci ha rimesso la faccia lui e invece ha rimesso Scardini ha avuto il coraggio, adesso ha avuto il coraggio, io me la rimangio. Benissimo, ti sei fatto la tua figuretta, bene, portatela a casa e lascia intatto il paese da questo disastro che ti è venuto in mente. Salvini non ha seguito. Infatti Salvini non ha mica seguito questo. Ha fatto politica Salvini perché il capo dello Stato è
rimasto all'interno della Costituzione, cioè è una sua prerogativa poter accettare o no i nomi che dà l'incaricato di governo. È stata una cosa grave dal punto di vista politico, che è tutt'altra cosa per quanto ci riguarda, perché in quel caso il Presidente della Repubblica non si è dimostrato arbitro imparziale, ma ha preso una parte politica, tant'è vero che quando si è presentato davanti alle telecamere ha dato una spiegazione politica della sua scelta e quindi diciamo non si è dimostrato imparziale. Però da lì a tacciarlo di alto tradimento, insomma l'alto tradimento, ecco, adesso questo è un ragionamento su cui possiamo aprire qualcosa che io non la vedo così, tornando al ragionamento che sentivo prima, a me dispiace sentire parlare Forza Italia e Berlusconi di spread in questo caso, cioè usare lo spread come arma contro questo nuovo governo, perché noi sappiamo tutti benissimo nel 2011 come è stato usato lo spread, perché l'innesco finanziario della crisi del 2011 lo dobbiamo a Deutsche Bank, che vende 40 miliardi di titoli di Stato italiano in una mattina. Certo. Questo è l'Europa. Ricordiamo bene ed è per quello che noi non abbiamo usato lo spread, noi stiamo dicendo lo spread alla domanda preoccupa o non preoccupa? È certo che preoccupa, sì, perché se la Banca Europea noi abbiamo visto un governo che non era ancora entrato in carica, che aveva solo il Premier designato ma che stava ancora, e abbiamo visto lo spread impennarsi, abbiamo visto il Capo dello Stato fare questa manovra politica, mettere uno degli economisti più di grido, più affidabile, abbiamo visto lo spread che si è impennato ancora di più perché è avuto molto all'impeachment, alla richiesta di impeachment che ha dato senso di stabilità al paese. Penso che in pochi l'abbiano preso sul serio quella richiesta di impeachment, insomma, perché dal punto di vista formale era stata paventata ma non è stata assolutamente presentata, non è stato fatto nessun passo formale per presentare la richiesta di impeachment. Domani c'è la festa della Repubblica, cioè oggi perché deve essere la mezzanotte, se c'erano le piazze del Movimento 5 Stelle al 2% contro il Presidente della Repubblica, è mica un gioco, è nel resto del mondo. Capita mica da un'altra parte, lo spread è una alla volta. Non credo che gli italiani andassero a risportargli il bancomat per l'impeachment del Presidente della Repubblica. Ma detto che l'impeachment non era questo caso, perché non si trattava di alto tradimento, ma si trattava di una scelta politica. Tornando però alla questione dello spread 2011 e quello che è l'Europa oggi, lo è stata in questi anni. Ricordiamo la crisi, prima è stata toccata dall'onorevole Marin, che riguarda gli approvvigionamenti di gas che arrivano dall'estero, perché ricordiamo che l'Europa, con i dazi che sono stati messi alla Russia e quindi hanno messo in crisi l'economia italiana, hanno detto all'Italia di chiudere il South Stream e quindi quella linea che univa la Russia direttamente all'Italia. Certo. Però il canale che va a unire direttamente la Germania con la Russia è stato duplicato. Certo. E alla Germania è stata data la possibilità di aumentare l'ingresso e far entrare tutto il gas all'interno della Germania per poi distribuirlo. Berlusconi stava aprendo di fatti l'altra via. Esportazioni. Come mai tutti i paesi dell'Europa hanno dovuto diminuire le esportazioni verso la Russia, tranne la Germania, che le ha aumentate? Allora capite che se noi prendiamo questa Europa, ormai l'Italia, la governabilità dell'Italia, la sovranità è limitatissima, non è limitata, è limitatissima, perché gran parte delle leggi che si fanno nel Parlamento italiano sono di rettifica di quello che sono leggi comunitarie. Ma se noi non andiamo in Europa a far capire che non possiamo vedere l'Europa come una grande Germania, ma dobbiamo farla vedere come tutti i popoli europei uniti con un unico obiettivo, noi non arriveremo mai a trovare una vera Europa, avremo solo un'unione di stati con una moneta comune che è fatta sul marco tedesco e che va bene praticamente solo alla Germania. Hanno cambiato le regole, su questo siamo tutti d'accordo. Interrompere se hai finito con una domanda che è provocatoria solo a metà. Se è vero tutto questo e che comunque si collega anche col discorso che facevo io di una maggiore presenza italiana all'interno dell'Europa, perché Salvini, che è per 2 mandati all'interno del Parlamento europeo, non si è mai fatto vedere nel Parlamento europeo? Non solo, ti faccio un'altra domanda. Il Partito Socialista propone da tempo avanza da tempo una proposta di questo tipo. L'elezione diretta, l'elezione diretta, certo, cosa che è stata fatta, l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea. Sì. Ne sei a conoscenza del fatto che è avanzata dal Partito Socialista questa proposta? No, non sono a conoscenza, però sarebbe una cosa più che giusta. Oh, benissimo, è già stata proposta in Parlamento. La Lega, tra gli altri, si è opposta a questa proposta. La mia domanda è perché?
elezione diretta del Presidente della Commissione europea, che è l'unica struttura apicale dell'Unione Europea che in questo momento non ha un'elezione alle spalle da parte dei cittadini dei rispettivi Stati, perché il Parlamento europeo è, come tutti sappiamo, sono le elezioni europee e votiamo il Parlamento europeo. Il Consiglio europeo è rappresentazione dei rispettivi governi nazionali, quindi governi nazionali che ciascuno secondo la propria forma diretta o indiretta, come nel caso dell'Italia, hanno ricevuto mandato elettorale. La Commissione europea no. Perché? E in particolar modo il Presidente della Commissione europea. Allora, perché il Presidente della Commissione europea non può essere eletto direttamente da tutti i cittadini di tutti gli Stati europei? E perché la Lega, mi fa piacere che adesso tu sia d'accordo, ma da quello che stai dicendo immaginavo che potessi essere d'accordo, ma perché allora c'è stata opposizione da parte della Lega Nord su questo punto? E questo dovrei vedere la proposta, perché se la proposta un conto è dire l'elezione diretta, poi bisogna vedere all'interno della legge o della proposta cosa c'è sotto. Perché io questa proposta non l'ho vista perché logicamente io sono in consiglio regionale e quindi non è che vedo tutto. Ma è una risposta intelligente, però uno dice non posso, sono d'accordo. Questa è una risposta dice, che posso essere d'accordo di principio, ma dopo bisogna vedere come perché poi basta una riga per cambiare una proposta di legge. L'importanza della questione, ritenevo, e dato l'interesse che la Lega ha sempre manifestato per questa questione, ritenevo che, ma certo non è mancanza di perché non sei parlamentare della Repubblica e quindi interrogerò un parlamentare europeo. No, questo è stato proposto all'interno del Parlamento italiano. Sentiamo, la Lega avanzata in Europa perché il Partito Socialista non era. La battaglia che fa la Lega sull'Europa è quella di un'Europa dei popoli. Questo è il discorso, cioè quando i popoli verranno rappresentati tutti in maniera uguale e con la stessa dignità all'interno dell'Europa avremo una vera Unione Europea, se no fino a questo punto avremo solo un'unione finanziaria che rappresenta la Germania. Movimento 5 Stelle questa è la verità. Il Movimento 5 Stelle dice che basta guardare il caso greco. Il caso greco è emblematico. Sono state imposte delle ricette durissime, è stato letteralmente annientato un popolo che adesso si trova letteralmente sulla fame, priva di servizi, della sanità, eccetera. Gli si è imposto appunto dei nuovi debiti sostanzialmente e quindi la Grecia ha seguito tutte le ricette europee e la situazione è quella oggi che sta peggio di prima. Certo. Ecco, quindi questo infatti la Merkel ha detto, no? Abbiamo trovato l'intesa con la Grecia, la troveremo anche con l'Italia. Sì, appunto, ma è quello, infatti siamo arrivati all'assurdo che la Grecia indebitata com'era ha dovuto comprare gli aerei tedeschi. Certo, va bene, avevamo parlato anche sotto Marini. L'Italia è un paese un po' diverso dalla Grecia, comunque siamo la seconda industria manifatturiera d'Europa. Infatti non facciamo dei paragoni. Facciamo dei paragoni. I paragoni non li facciamo noi, li ha fatti il governo deve abbassare. Regge il fatto deve abbassare le tasse. Quelle ricette non sono servite a nulla e è quello che si vuole imporre anche all'Italia in sostanza. L'Italia è un paese diverso. Certo che ci sono delle differenze fondamentali tra Grecia, però la strada è quella. La strada che ci vogliono imporre, voglio dire. Insomma, sembra che la questione europea, Ermanno, sia il tema centrale, forse, no? Sì. del lavoro di questo governo. Il lavoro del suo governo è estremamente complesso, cioè attenzione, ha ereditato una situazione mostruosa, lasciamo stare se sono capaci o non sono capaci, però io mettiamo qualunque grande economista, Monti per primo, non ha risolto niente. L'ha peggiorata forse. Per certi aspetti sì, per certi aspetti no, dipende dal punto di vista, ma il problema di migliorare o peggiorare, bisogna fare un progetto a breve e uno a lungo termine. Monti ha fatto un progetto a breve e poi è mollato tutto e è andato via. E allora tutti sono capaci di far così, mettere 4 Zepesol, Taconte, Sbrego, no? Questo ha fatto e questa è la politica di Monti, ma non è che sia poi stato un grande economista. Perché se ci fossero grandi economisti ci avrebbero detto anticipatamente nel 2000 che tra 6 anni arriva la grande crisi, invece tutti erano assolutamente convinti che adesso con l'euro saremmo andati chissà dove. No? Sono grandi economisti col senno di poi. Il grosso problema è che il maggiore risparmio al mondo dopo il Giappone è in Italia
E se uno dovrebbe essere conteggiato, secondo noi. Scusate, ma se uno va a rubare, dove va a rubare? Dove c'è denaro o dove è vuota la cassaforte? Perché il risparmio medio degli italiani, risale a 2 anni fa, è 174.000 euro pro capite, no? Quello tedesco è all'incirca la metà. Allora evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Il debito privato tedesco è molto più alto rispetto al nostro? Sì, e la situazione delle banche non è indifferente rispetto alle nostre. Quello che noi abbiamo, il peso che noi abbiamo è il debito dello Stato, perché è uno Stato che spende troppo e spende male. E quindi io mi auguro che, tirando un po' la cinghia dei costi dello Stato, cosa che si può fare, ma deve esserci uno che decide di farlo e lo fa, e speriamo che questo decisionismo di Di Maio e di Salvini finalmente si faccia vivo, e allora vedremo come effettivamente si può cambiare l'economia dell'Italia, perché gli italiani sono lavoratori, sono imprenditori, hanno fantasia, hanno capacità imprenditoriale, hanno tutte le sono culturalmente preparati, no? Tant'è che i nostri figli vanno, i nostri nipoti, i giovani vanno all'estero e trovano posti di lavoro, vuol dire che non sono migranti che vanno a scavare per terra, no? No, ecco. E teniamo presente che è un dissanguamento questo, perché per portare un giovane alla laurea allo Stato costa centinaia di migliaia di euro, oltre ai costi che naturalmente il figlio ha nei confronti della famiglia. E noi esportiamo questo? E allora direi che ci vuole effettivamente un governo, e a questo punto parlo a Forza Italia, di unità nazionale. Tiriamoci sulle maniche, superiamo questo momento di crisi, dopodiché incominciamo a farci guerra uno con l'altro, perché la politica è fatta così. Devo ricordarle che i veti e le offese non li abbiamo fatti noi, che questo governo nasce perché Salvini correttamente, l'ha sempre detto anche uscendo dal Quirinale, ha detto: io sono partito dopo aver parlato con Berlusconi. Se Berlusconi non avesse fatto un passo, io dico in avanti, ma se vuole diciamo di lato, questo governo non vedeva la luce, perché Matteo Salvini coerentemente ha detto: io sto col centrodestra. Ben venga il passo di lato e viva Berlusconi. Certo, ci fermiamo qua. Grazie all'onorevole Marco Marin per essere stato con noi, grazie a Nicoletta Pannocchia del Movimento 5 Stelle, grazie a Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, grazie a Michele Grizzato del Partito Socialista Italiano. Armando, noi la settimana prossima abbiamo una puntata speciale. Bravo. Abbiamo una puntata speciale che sicuramente probabilmente vedrà anche la partecipazione, ci sono gli azzurri d'Italia, no? Abbiamo una puntata dedicata alla candidatura di Cortina alle Olimpiadi del 2026. Avremo ospiti in studio i presidenti. Certo, entro settembre. No, è a breve, perché bisogna portare senza il governo non si può fare. Io mi auguro, l'avrei detto, io avevo proposto un patto fra Berlusconi, Salvini, Di Maio, tutti e Renzi. Sì, no, per dire, anche se non c'è il governo, appoggiamo questa candidatura, facciamola portiamola in Italia. Io tipo per Cortina ho incontrato Malagò. Certo. Quindi avremo i presidenti del CONI, i presidenti delle federazioni, avremo gli atleti, gli azzurri. Ma non si ferma qui, perché non avremo una sola trasmissione, abbiamo una serie di trasmissioni, anche perché siamo tornati in possesso di vecchi filmati del 1956, quando a Cortina c'era Zeno Colò, i giovani di adesso non sanno cosa soprattutto sia, sentiremo la voce degli atleti di allora. Peraltro sciava con sci di legno e non aveva nemmeno le lamine. Cioè non c'era neanche quel filetto di ferro che una volta serviva per fare lo slalom. Questa era l'epoca delle grandi Olimpiadi del dopoguerra. Noi stiamo promuovendo queste Olimpiadi e avremo possibilità di... sono una grande occasione. Io tifo per il Veneto, è legittimo tifare per Milano e Torino. Ecco, quello che stiamo proponendo, Cortina come punto di riferimento. Poi si possono spostare sulle varie città le varie competizioni. Quindi un'Olimpiade diffusa nel territorio, magari sia stato detto dal Presidente Malagò al Presidente Zaia, perché non basta, purtroppo ultimamente le Olimpiadi invernali, se andiamo a vedere, non vanno mai in montagna, perché vengono richieste caratteristiche tali, appunto per questa la candidatura. Fa sorridere noi veneti, ma forse Venezia come nome avrebbe avuto un richiamo maggiore, ma credo che
Luca stia cercando di coinvolgere, adesso non voglio dire stanno preparando il dossier finale. Una bella pista del ghiaccio. Tanto che vengono in Italia a Cortina. Una bella pista del ghiaccio in piazza San Marco, no? Guardi che tirerebbe tantissimo quando votano al CIO l'idea di pensare di fare anche, perché ormai sono Olimpiadi diffuse queste invernali, mentre quelle estive io ho avuto la fortuna di partecipare a 3 edizioni dei Giochi Olimpici, mentre ho fatto Los Angeles, Seul e Barcellona, mentre quelle estive hanno la sede nella città. Noi sappiamo tutti intanto che la domanda deve firmare Alconi e il Presidente del Consiglio, quindi bisogna che Conte la firmi e la firmi in fretta. Poi deve esserci un sindaco, quindi in questo caso non abbiamo il Presidente della Regione Veneto che dà sostegno naturalmente e viene messo alle carte, è il sindaco di Cortina. Ecco, se fosse stato... A me va bene il sindaco, non dico niente, va bene il sindaco di Cortina perché sono per le Olimpiadi invernali in Veneto. Comunque ne parleremo venerdì prossimo. A Luca Zaia come secondo me in questa puntata un po' di amici che lavorano. Vediamo se 5 Stelle ci appoggia questa volta. Beh, questa volta sì, perché hanno proposto Torino loro. Ah, perfetto, dai. Ecco, questa volta c'era in partenza Torino con 5 Stelle, Milano col PD, Sala perché firma il sindaco, e noi col sindaco di Cortina e il Presidente della Regione firma il sindaco, quindi c'erano tutti gli schieramenti questa volta. È per quello che avevo proposto quel patto stimolato dalla Gazzetta dello Sport, diciamo, Marco bisogna muoversi, se no Malagò non poteva mandare la domanda. Malagò devo dire che si è esposto dopo la bocciatura di Roma, aver fatto già cominciato la battaglia al CIO per l'Italia, si è esposto molto, ma come voi che siete giornalisti, cronisti attenti, avete letto la settimana scorsa ha dovuto un po' fermare la macchina dicendo io non posso andare oltre, qua serve che il governo dica ci siamo, perché certo. E noi venerdì prossimo anche avremo il mondo dello sport, innanzitutto avremo ospite in studio per sostenere e lanciare questa candidatura di Cortina. Intervisteremo anche i vecchi atleti. Gli atleti che appunto hanno disputato le Olimpiadi del 1956. Grazie a tutti quanti voi per essere stati nei nostri studi. Ermano, grazie anche a te, grazie a Claudio e a Marco in regia, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Appuntamento dunque la settimana prossima con Cortina 2026. Buonanotte a tutti.